alle bibliotecarie, agli scrittori, agli autori, gli assessori, vice sindaco, benvenuti al premio 2025 del Soligatto, che compie 18 anni quest'anno, e siamo molto felici perché oggi sveleremo i vincitori per quanto riguarda la fascia relativa alle votazioni dei più grandi della quarta e della quinta primaria, dai 9 agli 11 anni. Barchetta Blu e Maga Kamaia quest'anno hanno fatto un viaggio insieme a voi tutto l'anno, selezionando dei libri editati nel 2024, portandoli alle insegnanti, alle bibliotecarie, facendo una selezione di alcune quartine che poi sono state votate proprio da voi bambini e bambine. E quindi penso che sarete molto curiosi di sapere chi ha vinto la votazione d'impatto della copertina, delle illustrazioni e poi il premio Soligatto proprio per il miglior libro selezionato quest'anno. Siamo davvero felici, io sono Marina, con me Sabina e Serena di Barchetta Blu, Carlo, Laura e Francesca di Maga Kamaia. E poi dopo gli incontri che abbiamo fatto con le insegnanti di formazione per raccontare le scelte che facciamo tutto l'anno rispetto ai libri, agli albi illustrati, siamo venuti nelle vostre scuole, nelle vostre classi per leggere ancora dei libri, per creare delle opere d'arte. Avete visto, abbiamo fatto questo piccolo viaggio nel foyer del teatro, siamo qui nel Teatro Careni, che è diventato come un'esposizione. C'è stato un vernissage con l'esposizione proprio di tutte le vostre bellissime opere. Vi facciamo tantissimi complimenti, e non solo io, ma tutti quelli che in questi 3 giorni di premiazione sono passati, hanno veramente strabiliato gli occhi, hanno veramente applaudito a queste opere, e quindi veramente complimenti. Allora facciamoci un applauso per iniziare a tutti voi che siete stati i protagonisti. Naturalmente chiamo subito per un saluto qualcuno di veramente molto importante che ha voluto, che ci ha chiamato, han detto: Barchetta Blu, Maga Kamaia, venite qui a Pieve di Soligo e non solo, in tutti i paesi, a organizzare queste attività. E chiamo le istituzioni, cioè l'assessora di Pieve di Soligo Eleonora Sec e la vice sindaco di Sernaglia Eleonora Antoniazzi, che vi vogliono dare un saluto, e sono state proprio loro a volere che questo importantissimo progetto, che ormai è conosciuto in tutta Italia, continuasse. Buongiorno a tutti e ben arrivati. Io vi porto il saluto dell'amministrazione comunale di Sernaglia e del nostro sindaco Mirko Villanova. Come abbiamo già detto anche ieri, siamo arrivati alla 18ª edizione di questa manifestazione che sta diventando sempre più importante e sempre più conosciuta. Leggere è una cosa fondamentale. Io so che voi vi state divertendo guardando questi libri, cercando di capire quello che contengono e andare a pensare cosa potreste magari voi anche scrivere su qualche cosa, perché non diventerete solo lettori, ma magari anche scrittori. Io ringrazio, mi unisco ai ringraziamenti già fatti a tutti quelli che hanno lavorato per il successo di questa manifestazione e lascio la parola alla mia collega Eleonora. E omonima, facile. Buongiorno a tutti, benvenuti al Cinema Teatro Careni. Anch'io porto i saluti da parte dell'amministrazione comunale di Pieve di Soligo. Saluto tutti voi qui presenti e anche chi si collega da remoto e non è riuscito a venire qui. Niente, io in primis mi sento di ringraziare Barchetta Blu e Maga Kamaia, che con loro abbiamo iniziato quest'anno la nostra avventura e vi faranno divertire quest'oggi, ma insieme a loro avete potuto fare dei bellissimi laboratori. Ne è un esempio i lavori esposti qui alle vostre spalle. Ringrazio anche le bibliotecarie di tutti i comuni che hanno aderito e hanno creduto in questo progetto, che ormai appunto ha 18 anni, come abbiamo detto.
E ringrazio anche oggi gli sponsor tecnici che hanno aiutato e hanno dato il loro contributo, dando anche ospitalità agli autori e a chi riceverà il premio, il Soligatto. Quindi Crodi, azienda agricola, appunto che ha e Osteria Contadin. Ringrazio in particolare la titolare Laura. E ricordo alcune cose, insomma, alcuni messaggi di servizio anche per le vostre insegnanti. Questi volantini e il segnalibri con la sagoma del gatto verranno consegnati poi al ritiro degli elaborati dei ragazzi delle opere, esatto. E quindi verranno dati insieme, così poi potete distribuirli in classe. Ricordo invece un'altra occasione, un'altra, diciamo, data importante, che ieri, esattamente ieri, un anno fa, è andato online il sito del Soligatto. È un sito che raccoglie tutte le 18 edizioni, dove ci sono immagini fotografiche dei vostri lavori e anche delle giornate delle premiazioni finali. E quindi ecco che attraverso questo strumento è possibile poi ripercorrere la storia del Soligatto. Bene, dovrei aver detto tutto. Io vi auguro una buona mattinata in compagnia di Maga Kamaia. Grazie. Barchetta Blu. Grazie Grazie mille. mille. Allora, mentre le accompagno, approfitto appunto di ricordare che c'è anche una pagina Facebook e il canale Instagram del Soligatto, dove sono pubblicati tutti i libri, i primi 50 libri che avevamo raccolto, editati nel 2024, e naturalmente anche poi i vincitori. Quindi seguiteci, e oggi rivedremo, riascolteremo i 4 libri e capiremo poi alla fine i vincitori. Vi lascio con Carlo e Sabina e buon divertimento. Bene. Bene. Allora possiamo incominciare con questa carrellata di libri, d'accordo? Allora, che dici Sabina? Da dove incominciamo? Subitissimo. Io direi dal libro azzurro. Ora, già ve lo vogliamo svelare. Il libro azzurro è un libro che è un libro veramente pieno di parole, perciò noi l'abbiamo cercato di sintetizzare, perché sappiamo che l'avete già letto tutti quanti, in una maniera, speriamo, un po' poetica, d'accordo? Siete pronti? Allora, io direi il libro azzurro di Germanio Zullo, Albertin, edito da Bompiani. Vediamo che cosa ci racconta. È il libro azzurro, papà. Eh sì, Serafin, è il libro azzurro. Che bello! È il mio preferito. Cominciamo proprio dall'inizio? D'accordo, Serafin, proprio dall'inizio. Allora cominciamo da qui, dalla porta di camera mia. E un po' più lontano, alla fine del corridoio, c'è la porta di casa. Vuoi aprirla? Sì, papà, ma fuori è buio pesto. Hai paura, Serafin? No, certo che no. Con il libro azzurro non c'è da aver paura. Andiamo verso la città o verso i campi? Beh, io prenderei la strada che passa per i campi questa volta. Allora bisogna prendere la scorciatoia e al di là andremo anche più veloci del vento. Vieni, papà! Serafin, ti seguo. Andiamo, dai. Io sono tentato dalla giungla tropicale. Sì, Serafin. Adesso, sai cosa facciamo? Aggiriamo tutto questo steccato. Sì, Serafin, queste piante sono magiche. Le senti? Le vedi le lucciole? Oh, la vedo anch'io, Serafin, la foresta. Con il libro azzurro
non ci sono rischi. Lo senti? Lo senti, Serafini? È l'albero più bello che abbia mai visto. Sì, Serafini, possiamo dormire qui. Sei tu, mamma? Con papà stavamo leggendo il libro azzurro. Eravamo arrivati qui. Che posto strano. Hai voglia di correre, mamma? Guarda! Guarda quello! Quello è un vulcano! Ho l'impressione di essere già passata di qua. Una stazione, mamma! Prendiamo il treno! Sceglierei fra il treno del futuro o il treno del passato. Non avevo mai visto così tanti fiori in tutta la mia vita. Vedi, mamma, con il libro azzurro non si resta mai delusi. Possiamo rileggerlo presto? Il libro azzurro, immagini splendide, ma tutti i libri che avete incontrato possiamo dire che erano uno più bello dell'altro, noi non sapremmo quale scegliere perché sono veramente splendidi. E quindi abbiamo dato la responsabilità A voi, che siete più in gamba di noi sicuramente, giusto? Ma come no? Come Ma certamente no? che sì. Dobbiamo lavorare un po' sull'autostima qua, eh? Siete stati bravissimi. Bene. Allora, Sabina, che Dimmi dire? tutto. Cosa facciamo? Ma io sceglierei un libro un po' strano, che appartiene ad una tipologia di libri, sapete, che spessissimo mette un po' in imbarazzo gli adulti. Infatti, lo so, questo genere di libro a volte moltissimi adulti dicono: "Ma come lo leggiamo?" Invece con la voce? con la voce. Infatti i bambini non sono affatto spaventati da questo genere di libri. Infatti, oggi vogliamo dimostrare a tutti gli adulti presenti Che si può fare? che si può fare. E lo faremo con l'aiuto vostro, d'accordo? Ma sicuramente. E stiamo parlando, secondo voi, di quale libro? Il dito è partito troppo presto. Non fa niente. Del libro Piantala, che è un libro comunemente detto senza parole, perché le parole ce le dobbiamo mettere noi e quindi è un libro che in realtà, anche se non ha le parole, ne ha tantissime perché come dire, moltiplica le parole perché è pieno di illustrazioni e le parole le possiamo scegliere noi. Allora scegliamole. Diciamo che caro. le immagini di questo libro ci possono permettere veramente di guardarle con attenzione e poi di andare a scovare dentro la nostra anima, dentro di noi, quelle parole che potrebbero riempire ancora di più le immagini, con le nostre sensazioni, con le nostre emozioni. E allora, ognuno di noi lo potrebbe leggere come sì. vuole, col suo stile. Ad esempio, qual è la prima cosa che cogliete in questa immagine? Qual è la prima che vi salta in mente, proprio che vedete? Le farfalle? Farfalle, benissimo. Allora, farfalle. Le farfalle, effettivamente. Farfalle, uccelli, fiori. Potremmo iniziarla proprio così questa storia. Farfalle. E come continua poi? Alberi. Alberi. Scoiattoli, giusto? Poi?
Api, benissimo. E come potrebbe continuare poi? Sega. Mi viene in mente un'idea. Sì. Squalo o sega? Squalo, perché no? Ah, sega. Sega. Però effettivamente potrebbe far venire in mente anche Sì. Sentite, come si intitola questo libro? Ma questo piantala, secondo voi, è un piantala che si dice sempre nella stessa maniera? E allora vorremmo provare a fare questo gioco. ci Tu sta. vuoi essere la buona o la cattiva? La buona, naturalmente. Tu farai il cattivo della situazione. Allora io faccio colui che porta con sé la... E noi tutti insieme, Io contro tutti voi? certo, No, faremo... scusa, io contro tutti voi? Certo, noi faremo Va bene. i buoni che gli diremo di piantarla. Allora vi Quindi- dico già questo, che io anche se sono da solo vi batto tutti. Sono Allora, certo. amici, facciamo questo gioco. Ma guardate che la perdete, eh? Quando lui arriva con la sega, noi, utilizzando il titolo del libro, quindi questa sola parola, gli dobbiamo dire piantala. Allora, giusto per anche interpretare un po' le cose, Mm. io fingerò che lei sia un albero e che rappresenti tutti voi, perciò cercherò di... D'accordo, se la volete salvarvi, questo piantala dovete dirla nella maniera Aiutatemi! giusta. Ah, ma dovete saper leggere le immagini, perché non sempre questo piantala si dirà nella stessa maniera. Arrivo. L'ho detto che vincevo. Ti hanno salvato la vita. Ma la prossima volta... Ok, aspetta, devo prendere bene le misure. Stai dritta, scusa. Fai un po' di chioma. Fai più chioma. Adesso forse potreste interpretare gli uccelli. Vedete che... Sentite, ma voi gli uccelli! vi immaginate degli uccelli che fanno piantala? Cioè, voce da uccello, per favore. La voce di uccello. Ok, ci siamo. Ok. Aspetta che arrivo. Aspetta. Voi non vedete ancora che ho detto cosa ho di me, no? Io faccio finta. Che bell'albero. Oh, che uccellini. Ah! Uccelli, di più. Ok, aspetta, non è finita. Vediamo adesso. No, Di questo più. non lo voglio, Uccelli, adesso dovete essere più efficaci, dovete essere degli uccelli che lo disturbano, quindi dovete dire piantala come se foste degli uccellini che lo stanno beccando e lo devono disturbare. Ma questi non stanno beccando. Avete capito? È vero, Allora- stanno facendo qualche altra cosa, lo devono disturbare dicendo piantala. Siete pronti? Forse potrebbero aiutarli con le mani. Piantala, che schifo. No, ok, non fatelo. Ok, Così. vado, Ci ha dato un suggerimento. Io sono Aspetta. sempre l'albero. Io non faccio niente, Non faccio... Sono santo. Sono santo! Ma però non ho sentito questa sensazione di cacchette addosso. Dovete essere più cacchette, per favore. Ok, grazie. Aspetta. Siete pronti? Io fingo, Ah, che bell'albero. Io adoro gli alberi. Ah! Grazie amici. Hai visto che ce la stanno facendo? Oh, e adesso invece chi c'è? Gli scoiattoli. Sabina, facciamo così. Io direi... Io vado dietro, tu ti accordi con loro su come fare questa scena, poi mi chiamate e facciamo la scena. Va bene, Vai. ci sto, così lui non sa. Io direi come lo possiamo fare questo piantala? Qualcuno ha qualche suggerimento? Io spio ogni tanto però. Ah no, non posso.
Vai. Come? Marina, c'hai il microfono che così ci dà un suggerimento questo nostro amico? Chi è che ci vuole dare un Lui. suggerimento? Come puoi fare gli scoiattoli? Che con le mani fai... No, fallo proprio. Che con le mani fai il simbolo che hai come gli scoiattoli attaccati. Come stanno, guardate, stanno lanciando delle Vediamo. ghiande, no? Quindi Diamo un altro suggerimento. pigne, Sparandogli. No, no. Sparandogli. a mitragliatrice. Gli quindi- scoiattoli come possono possiamo fare? a mitragliatrice? Vediamo un altro suggerimento. Guerra! Quindi proviamo. Pietra. Siete pronti? 1, 2, mi raccomando, 1, 2, 3, via! Perfetto! Bravissimi. Carlo! Eccomi! Oh, che bell'albero! Chissà se è un cipresso, No, non sono un cipresso. chissà se è un salice piangente. No, non sono piangente. Io adoro gli alberi, soprattutto adoro tagliarli! Oh, ma sta natura, che noia questa natura, che natura noiosa! Vediamo il prossimo. Ah, le vespe calabroni! Qua è facile! È facile? Sì. Ok. Però ho bisogno di qualcosa. Non abbiamo una sega vera, per favore? No! Ma un po' di sangue, non la volete vedere? No! Va bene, ok, d'accordo. Siete pronti? Piantala, piantala da vespe e calabrone. La natura, non serve a niente la natura. Aia, aia, Siete degli incivili. E qui con un ringhio, no? Proviamo questo registro. Attenti, proviamo questo registro qui di voce. Piantala. Si deve spaventare, quindi come immaginate lo dovete Pronti? Carlo. Ragazzi, calmi, sereni. Io sono il male, lei è il bene e si sa che il male deve vincere, giusto? No. Io sono la cementificazione, voi siete la natura. La cementificazione deve vincere, giusto? No. Beh, vediamo. Alberello, piccolo e bello, mi sei proprio simpatico ed è per questo che ti faccio a pezzettello. Ragazzi, smettetela di urlare. Sempre più ringhioso. Non si urla qui, si ringhia. Sentiamo? Ok. Ammetto. Si è già arreso, si è già arreso. Forse mi avete fatto cambiare idea. Fatemi pensare un po'. Forse è arrivato il momento. Forse è arrivato il momento che voi mi invitiate a fare qualcosa. Sì, però lo farei un po' più dolce. Ancora più dolce. Va bene, d'accordo, lo Adesso faccio. lo dobbiamo convincere in maniera, lo dobbiamo proprio invitare, no? Quindi piantala. Ok, va bene. Allora sapete cosa dico? Che avevate ragione voi. Mi fido di voi. Forse è meglio fidarsi di voi L'abbiamo convinto. che a volte degli adulti. Oh, va bene, dai, potremmo anche fare amicizia se volete, d'accordo? Allora sentite, un applauso, siete stati bravissimi. Però adesso io e Sabina vorremmo provarlo a rileggere In un altro modo ancora. in un'altra però. maniera, d'accordo? Allora questa volta
noi due ci impegniamo e voi ascoltate, d'accordo? Aspetta che Così mi ve la preparo. proponiamo in un'altra versione ancora. Io lo farò guardando le immagini. Siete pronti? So che la vado a vedere. Alessia Roselli, Piantala, Cartusia. E allora vi invitiamo a cercare il vostro modo per leggere questo libro, va bene? Allora, 2 libri letti. Adesso invece io mi siedo qui accanto a voi, apro le orecchie insieme a voi e ci facciamo incantare dalle parole magiche di questo libro meraviglioso, un inno alla natura, al mondo meraviglioso, e lo faremo attraverso la voce di Sabina, d'accordo? Sabina, quando vuoi comincio. Andiamo. Il canto dello storno. Lo storno sorvolava la terra, la fertile campagna coltivata, e trovava che tutto fosse meraviglioso. Le distese dei prati, i campi pieni di grano. Trovava così belle le nuvole, le brezzi dei mari lontani. Amava i fiori nel vento, le montagne innevate, il manto di un cervo e quanto potesse essere limpido il cielo. Intonerò un canto su come tutto sia meraviglioso se lo guardi come faccio io, e lo intonerò per chiunque voglia ascoltarlo. Lo raccontò al picchio sulla quercia. Non dimenticarti di cantare degli alberi, di come stanno tra la terra e il cielo e lo sorreggono. Se guardi bene, lo vedrai. Poi lo raccontò alla civetta nell'oscurità. Non dimenticarti di cantare della notte, disse la civetta. L'oscurità non è nera, e tutti i colori mescolati insieme. Se guardi bene, lo vedrai. Lo raccontò al Martin pescatore sul fiume. Non dimenticarti di cantare dell'acqua. L'acqua è tutto ciò che non puoi vedere, ma che invece c'è. Se ti immergi, la senti scorrere.
Poi lo raccontò al pettirosso. Non dimenticarti di cantare di quanto bello possa essere un fiore che appassisce. Quando i petali diventano di carta e senti le loro voci frusciare nel vento. Dicono tutto passa, ma poi non importa, perché arriva sempre qualcosa di nuovo. Lo raccontò alle rondini che volavano sulla cava. Non dimenticarti di cantare delle pietre. Le pietre sanno tutto con le loro 1000 zigrinature. Lo raccontò a mamma Anatra e ai suoi pulcini. Non dimenticarti di cantare della vita. Talvolta sembra molto faticosa, ma è la cosa più semplice che ci sia. Tutto quel che si deve fare è esistere ed è più che sufficiente. Lo raccontò anche al pavone. Non dimenticarti di cantare di te stesso. Solo tu sai chi sei. Lo raccontò a tutti gli storni che conosceva. Non dimenticarti di cantare di noi. Soltanto insieme siamo completi. E cantò delle distese di prati, dei campi pieni di grano, delle nuvole, delle brezze dei mari lontani, dei fiori nel vento, delle montagne innevate, del manto di un cervo e di quanto potesse essere limpido il cielo. Non si scordò degli alberi, del cielo, della terra, della notte, dell'acqua, del fiore che appassisce, di come sempre di se stesso, sorvolando la terra, la fertile campagna. Se ascolti bene, lo sentirai. Se guardi bene, lo vedrai. Lo vedi anche tu? Il canto dello storno di Octavie Walters e edito da Camelo Zampa. Grazie, Avete visto grazie Sabina. le opere che Sabina. abbiamo realizzato nel foyer, che erano proprio ispirate a questo stupendo albo illustrato. Bene. Bene, questo era il terzo libro e ne manca uno che vi vogliamo presentare oggi e poi vi diremo quali tra questi 4 libri ha vinto il premio d'impatto e il premio Soligato 2025. Qual è questo libro? Ve lo ricordate? Vediamo. Molto bravi, sì, proprio così. E questo libro, che si intitola Quando la sera la luna ci parla, è stato illustrato da Alessandro Sanna e scritto da un poeta, uno scrittore, Nicola Cinquetti, e a grandissima richiesta lui è proprio qui con noi e lo invito a salire sul palco. Grazie mille Nicola, tutti i bambini e le bambine ti aspettavano e ti lascio a Carlo e Sabina che ti vogliono fare delle domande perché loro hanno girato in tutte le scuole, le classi e hanno raccolto le domande dei bambini e delle bambine, vogliono sapere qualcosa di più di questo libro. Bene. Allora Sabina, cominci tu o comincio io? Se vuoi, allora, vediamo un po'. Possiamo chiederti, Nicola, quando tu scrivi le tue poesie, dopo le leggi anche ad alta voce, te le leggi poi o le scrivi? Qual è il modo con cui lavori? Intanto vorrei dare il buongiorno a tutti, Certo. ai ragazzi, alle ragazze, agli insegnanti, a tutti quanti. Sono contento di essere venuto qui a Piove di Soligo stamattina e sono partito da casa mia che si trova dall'altra parte del Veneto perché io abito in provincia di Verona Pescantina e ho proprio attraversato tutto il Veneto dal Veneto occidentale. Ci devo sempre pensare un po' perché Occidente e Oriente non ho ancora capito bene, insomma, fino a qui, diciamo dall'Adige al Piave. Ecco, questo mi riesce meglio.
Se io le leggo ad alta voce, certo, le poesie le leggo, le rileggo infinite volte, le faccio leggere anche alla voce automatica del computer, che non ha tanta espressione, però mi aiuta a sentire quello che io ho scritto, perché comunque la poesia è suono e i suoni io li ascolto con le orecchie. I suoni infatti, se ci hai fatto caso, non è che puoi sentirli con il naso, dice una di queste poesie. Quindi ti serve moltissimo e quindi poi le cambi, le modifichi una volta che l'hai ascoltata. Le poesie sono il frutto di un lavoro di continua riscrittura, ma il lavoro non si fa tanto al computer, si può fare in qualsiasi momento, quando io vado a camminare o vado in bicicletta, a volte anche dal dentista, per esempio. Il dentista fa il suo lavoro e io anche un po' per estraniarmi, perché soprattutto quella cosa che mi mettono in bocca, quella mi dà fastidio. E comincio a pensare alle rime, alle parole giuste, cambio. Ecco, per cui quando poi mi siedo ho già in mente magari il cambiamento, la parola nuova da aggiungere. Visto che siamo di fronte a tanti bambini che magari già coltivano delle passioni, ormai stanno diventando anche ragazzi, ci chiedevamo se tu già magari a scuola avevi questa capacità di scrivere poesie fin da piccolo, oppure da quando è iniziata, insomma. La risposta è no. Quando io avevo la loro età, no, sì, facevo i lavori di scuola, i compiti, un po' malvolentieri a dire il vero, perché a me piaceva soprattutto giocare all'aria aperta, giocavo a calcio, a nascondino, a darsela, diciamo noi, cioè a prendersi a rialzo, ma anche se pioveva come oggi, ai giochi dentro casa. Poi alla poesia sono arrivato nell'età successiva, quella che viene chiamata adolescenza, le prime le ho scritte intorno ai 16 anni. Questa abitudine al gioco però è diventata fondamentale quando ho capito che la mia misura di poesia era quella per bambini e ragazzi, e quindi nelle mie poesie c'è sempre un'attenzione al gioco, anche un desiderio di giocare, sempre o quasi sempre. Si sente. Per cui le tue maestre, quando eri a scuola, non si erano mai accorti di questa tua propensioni, di questo tuo talento, del fatto che tu sapevi scrivere bene, o si erano già accorte che tu eri bravissimo a scrivere? Non si erano accorte perché bravissimo non lo ero, e quindi non Avete capito, potevano quindi, i bambini, accorgersene. che anche quelli che, scusami sì. Nicola, anche quindi coloro che non sono a scuola, che non sono bravi a scrivere, possono diventare dei poeti? Ma sicuramente è un percorso molto, molto lungo. E la mia maestra, perché all'epoca avevamo una maestra, Suor Angela per quanto mi riguarda, quando mi ha ritrovato mi ha detto: io avrei pensato che tu avresti studiato matematica. Matematica. Poi invece dopo le medie io mi sono iscritto al liceo scientifico perché volevo studiare le scienze. La mia idea era quella di studiare poi geologia, perché avevo la passione dei minerali, dei fossili, e quindi la poesia era ancora lontana, ma mi aspettava perché non è che per diventare poeti si debba incominciare subito a scrivere poesie. Come dire, il bruco deve essere bruco prima di diventare farfalla. Se salta quel passaggio lì, le ali non spuntano. E c'è stato qualcuno che, non so adesso usare la parola giusta, ti ha aiutato oppure ti ha consigliato di coltivare
poi questa tua passione di sedicenne che è incominciata a nascere, fin tanto da trasformarla addirittura in un lavoro. Direi tutti quelli che leggendo le mie poesie hanno sentito qualcosa e me l'hanno restituito. Mi hanno detto anche solo, guarda, quel verso lì, quella parola lì, quell'immagine lì, quella mi ha toccato. Ecco. È importante. E anche quelli che mi hanno criticato in qualche modo, perché le critiche, se espresse in maniera precisa e attenta, aiutano a migliorarsi, senz'altro. Non che facciano tanto piacere, però sono altrettanto preziose. Sì, ci hai già risposto, perché noi ti volevamo chiedere se vedi la poesia in tutto ciò che ti circonda, però quando ci hai detto anche dal dentista, io penso, come dire, alla poesia, in fondo forse ci hai già un po' risposto, però ecco. Allora, io dici un po'. sono un poeta per bambini e io posso dire che credo di avere la capacità di vedere le cose come le vedevo quando ero un bambino, o almeno in certi momenti, questo sì. Quando è spuntata la sega, anch'io ho visto subito uno squalo prima, come sentivo. Un bimbo. Sì. Oppure quando hai piantato l'albero prima, tu ce l'hai fatto vedere quell'albero lì e tu lo vedevi, anche se non c'era nulla. Ecco, quindi questa cosa qui ci appartiene, perché comunque la poesia è poi potenza di immaginazione e la capacità di immaginare è quella fondamentale da coltivare per arrivare a scrivere poesie. Questo libro nasce dalla collaborazione con Alessandro Sanna e noi ci chiedevamo se ci sono stati tanti punti in comune che vi hanno uniti, quello dello scrittore con quello dell'illustratore, e se è stata una piacevole collaborazione, insomma, a tutto tondo, visto la bellezza del libro. Il processo è stato molto semplice. Io prima ho scritto le poesie, le ho mandate all'editore, l'editore ha girato i testi ad Alessandro, Alessandro ha lavorato in piena autonomia senza che io gli dicessi nulla. Per cui lui ha illustrato queste poesie in base a quello che lui ha visto dentro le poesie. Io non dico mai nulla agli illustratori, perché il loro compito è in qualche modo quello di ricreare il libro con il loro talento, che è quello del disegno della pittura. Poi però, finito il libro, cioè quando ho visto le illustrazioni, sono stato molto contento. Perché perché ho trovato la leggerezza, ho trovato anche la gentilezza dei colori, la finezza, anche la voglia di giocare e poi alcuni guizzi di nuovo di immaginazione e di fantasia che mi hanno perfino commosso. Bene. Quindi è Grazie. stata una bella percorso. Grazie a Nicola Cinquetti che ci ha onorato della sua presenza. Chiediamo a Nicola di rimanere qui con noi perché adesso dobbiamo ascoltare almeno alcuni dei brani poetici bellissimi che voi già conoscete dalle voci di Carlo e Sabina, e poi capiremo anche i vincitori e vedremo se questo o quali altri saranno premiati. Allora, io e Sabina cercheremo di dare in qualche modo il nostro punto di vista sulle poesie che ha scritto Nicola Cinquetti in collaborazione con le illustrazioni di Alessandro Sanna. Allora, mentre scorrono le immagini, io e Sabina vi leggiamo qualcosa. Siete pronti? Quando
la sera la luna ci parla, io lascio stare i compiti di scuola e salgo sul balcone ad ascoltarla, così che lei si senta meno sola. Allora lei mi dà un saluto e poi mi chiede: come state voi lassù? Ma io le dico: guarda che per noi sei tu che stai là in alto e noi qua giù. Ieri mi sono tappato le orecchie, non con 2 tappi, ma con 2 parole. Una era estate e l'ho messa alla destra, l'altra era sera e l'ho messa a sinistra. Fuori il fracasso spaccava le pietre, tutto un rimbombo di rombi e di tuoni, ma io sentivo un silenzio di grilli, di stelle tiepide e di pipistrelli. Quando alla fine ho stappato le orecchie, non c'era più né frastuono né chiasso. C'era la quiete di un giorno di festa. Non si sentiva ronzare una vespa. L'aria sapeva di freddo e di ghiaccio e la mia giacca era senza cappuccio. Già mi sentivo le orecchie gelate, ma fra le dita tenevo l'estate. Spiaggia, sabbia, sassi sole, scogli, spruzzi, schiuma sale, seppie, sogliole, sardine, sdraio, sogni senza spine, stelle come se piovesse, l'estate è la stagione delle S. Mentre navigo tranquillo sul canotto coccodrillo, d'improvviso salto e strillo, perché l'uomo col cestello che ripete il ritornello «Cocco fresco, cocco bello!» prima inciampa sul secchiello, poi calpesta il mio castello. Che disastro, che macello! Cocco fresco, cocco bello! Pianta la peste! Disse la pianta alla pianta del piede che non la piantava di pestare i pistilli. C'era una volta un maestro d'orchestra che prese un mestolo della minestra e lo confuse con una bacchetta per via del buio o per via della fretta. Poco più tardi iniziò il suo concerto e con il gesto di chi è molto esperto, dopo un inchino puntò come Zorro quello strumento odoroso di porro. Tutti rimasero senza parole e lui mescolò 1000 note di viole, flauti, violini, tamburi e trambone. Più che una musica fu un minestrone. Oggi a casa non ci resto per un trapano molesto che distrugge dal mattino le pareti del vicino. Esco fuori, ma le strade, come molto spesso accade, sono tutte sconquassate, trapanate, riaggiustate da squadriglie di operai e continuano i miei guai, perché adesso nella lista degli impegni c'è il dentista che mi stende sul lettino e mi trapana il canino. Ma mentre penso al lungomare dove andare a pedalare, sulla bici o sul risciò, non a Trapani però. Oh, che dici Sabina? Li facciamo un attimo sgranchire adesso? Va bene, dai, Mm. allora Dai, che tu hai facciamo una bella idea. qualche gioco che abbiamo fatto anche in classe con qualcuno di loro dove siamo stati, no? E dove abbiamo cercato di coinvolgerli a portare il ritmo Facciamo delle questa. poesie. Buona che Va il tempo bene. scorre. E allora proviamo a leggerla noi Vai. e poi a chiedere a tutti di portare l'accento con le mani. Siete pronti? Vai. Allora subito lo troveranno, io sono sicura. Io l'accompagno. Vai.
se ci riesco. A me sembra molto strano e lo voglio dire piano, ma per essere sincero devo dire che davvero sei capace di cantare anche se non sai volare e rimani fisso al suolo, disse all'uomo l'usignolo. Ma l'hanno trovato subito. Sono Allora ne bravissimo. devo fare un'altra. Vai, fai anche l'altra. Io Siete devo ancora pronti? arrivarci. E allora lo portate dall'inizio. Basta pianti, basta strilli e mettetevi tranquilli. Era solo un uccellino sceso giù per il camino a cercare qualche avanzo in cucina dopo il pranzo. Ma l'avete spaventato con quell'urlo disperato. È scappato in corridoio. Era solo un avvoltoio. Bravissimi, un Dai, applauso. facciamo un bel applauso. Ringraziamo le poesie di Nicola Cinquetti. L'ultima non la vuoi fare? Va bene, dai, fai Siamo l'ultima in se vuoi. straritardo. Fai. Benissimo, va bene. La vuoi fare? No? Sì. Non sappiamo che sono con i tempi. Allora andiamo, dai, allora, siccome ormai sono già le 10 e ci sono altri bambini che Va scalpitano, bene. diciamo che adesso siamo arrivati alla fine del nostro evento, ma dobbiamo ancora svelare chi ha vinto i 2 premi, il premio d'impatto e il premio anche come libro più votato. Va bene, Giusto? va bene. Vai! E allora, tra i 4 libri presentati oggi, come primo premio per la votazione d'impatto, leggo proprio qui. Siete pronti? Il libro vincitore dell'impatto è Quando la sera la luna ci parla. Applauso! Allora chiamiamo qui il nostro poeta, consegno ufficialmente il documento e l'attestato di premiazione per la votazione d'impatto e direi vediamo subito anche quale premio. Vediamo, sentiamo anche se l'illustratore Alessandro Sanna ci ha mandato un video, voleva essere qui, sentiamo. Vado, facciamolo parlare. Ciao a tutte e a tutti voi del premio Soligatto, sono felice e onorato di questo premio, anche se non lo potrò ricevere di persona perché non posso essere lì con voi oggi, ma per farmi perdonare ho preparato un disegno tratto dalla poesia che forse mi piace di più di Nicola, che fa così: i colpi del tennis, che meraviglia, ogni volta si stappa una bottiglia. Grazie a tutti e un abbraccio e spero di vedervi presto. Ciao ciao. Grazie Alessandro, porterò i vostri saluti, i vostri applausi e adesso mi riprendo un attimo questa perché è arrivato proprio il momento. Dobbiamo della svelare consegna chi ha vinto il ufficiale, premio Soligatto di perché quest'anno. vediamo la consegna all'assessore e sveliamo anche qui. Siete pronti? Allora un po' di suspense. Vediamo tra i 4 libri vincitore del premio Soligatto, eccolo Avete qui. vinto tutto! Quando la sera la luna ci parla è stato votatissimo da voi bambini e bambine, ragazzi e ragazze, e abbiamo giusto qui l'autore con cui ci complimentiamo. Ecco qui le foto di Bellissimo. Rito, se vuole dire sì. E adesso vi leggerò anche la motivazione, perché così sono le parole che abbiamo raccolto tra di voi, e dice così: fare poesia è più bello di quanto non ci si aspetti. Il libro fa scoprire ritmi, suoni, rime e versi. Questi possono essere al tempo stesso giocosi e leggeri, ma anche evocativi e profondi. Fin dalla copertina, infatti, le illustrazioni ci invitano a giocare in libertà, con forme e colori, come fa il poeta con le sue parole. E allora grazie e complimenti. C'è questo strano gatto di nome Soligatto. Di tutti i gatti il solo, che non si sente solo
nemmeno se rimane solo come un cane. Bravo. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Un verso tutto per noi. Grazie mille, allora grazie a voi bambini e bambine, vi diamo allora appuntamento, vi ringraziamo delle vostre belle opere, della partecipazione, dell'entusiasmo. Avete visto, poesia si può fare con tutto, anche dal dentista ormai tutti noi cercheremo di farla. Arrivederci al prossimo anno, alle insegnanti, grazie agli assessori, grazie a Nadia Ciao a tutti. Caltoè della biblioteca di Pieve di Soligo, e dice un ultimo saluto l'assessore Sec e arrivederci a presto. Direi di fare anche un grande applauso a Sabina e Carlo, veramente spettacolari in questi 3 giorni. Facciamo gli applausi a loro che se lo meritano. Grazie comunque. Arrivederci al prossimo anno, ciao ciao! Ciao a tutti, uscite da quella porta per favore. Perché stanno Uscite entrando. tutti dalla porta Uscite a tutti da sinistra. quella porta. Uscite dalla porta a sinistra.
E allora benvenute e benvenuti alla premiazione del Soligatto 2025. Oggi premieremo i libri relativi alle votazioni che avete fatto voi, che siete proprio in quarta e quinta elementare, quindi della fascia dei più grandi, dai 9 agli 11 anni. Barchetta Blu e Maga Camaglia durante tutto questo anno scolastico hanno fatto un viaggio insieme a voi, alle bibliotecarie, alle insegnanti, alle maestre, a tutti voi bambini e bambine. Abbiamo selezionato 50 libri editati nel 2024, li abbiamo portati in biblioteca, proposti, letti, guardati, cercate le parole, le illustrazioni e poi tutti insieme abbiamo selezionato le quartine, questi 4 libri che oggi voi già li conoscete perché li avete votati, li avete letti durante l'anno, ma oggi li ripresenteremo e vi sveleremo chi ha vinto il premio d'impatto 2025, cioè della copertina dell'illustrazione, e chi ha vinto il premio Soligatto 2025 proprio per l'autore, il libro complessivamente. Io sono Marina, con me c'è Sabina e Serena di Barchetta Blu, un centro di Venezia, un centro di ricerca che porta un po' i libri in giro. Ci sono anche Carlo, Laura e Francesca di Maga Camaglia, un'associazione che appunto in tutto il Veneto viene a portare dei libri, delle letture, ma anche avete visto abbiamo collegato il libro, l'illustrazione, la lettura, le parole a degli atelier creativi. Durante tutto l'anno siamo venuti nelle vostre classi, nelle vostre scuole, ispirandoci proprio ad alcuni dei libri selezionati, vi abbiamo aiutato a creare, attraverso questi atelier, una piccola opera d'arte che avete visto esposta oggi nel foyer del teatro. Siamo al Teatro Careni e siamo davvero felici di aver fatto questo viaggio insieme a voi e chiamo subito anche 2 persone, anzi 3 persone importantissime che hanno voluto e creduto in questo progetto da tanti anni. E allora facciamo un applauso perché è proprio grazie a loro che possiamo fare tutte queste cose, al sindaco di Farra di Soligo che invito a salire, Mattia Perencin, all'assessora Eleonora Sec di Pieve di Soligo e all'assessora di Refrontolo Federica Meneghel. Sì, perché noi selezioniamo i libri, siamo esperti di libri, veniamo nelle scuole, ma loro con i loro sindaci hanno proprio detto: Barchetta Blu, Maga Camaglia, venite perché per noi i bambini e le bambine sono importantissimi e devono fare delle cose molto belle. Ecco, le lascio la parola e grazie di essere qua e di tutto quello che ha fatto per questo progetto. Beh, intanto grazie a voi, ma grazie soprattutto a voi ragazzi per l'impegno. Intanto vi dico una cosa che mi hanno fatto notare prima. 18 anni di premio Soligatto e io ormai sono 11 anni che vengo a fare le premiazioni di moltissimi ragazzi che come voi hanno partecipato a questo progetto. Questo per dire cosa? Questo per dire che è un progetto che sta continuando negli anni, è un progetto che riesce a riscuotere un grandissimo successo fra voi, fra noi, ma fra tutte quante quelle persone che credono ancora nella lettura e nell'importanza di avere fra le mani e poter sfogliare e leggere un libro, che credo sia ancora una delle cose più belle e che nessuno ci può togliere. Per cui grazie veramente a voi per l'impegno, grazie agli insegnanti che continuano a crederci, a supportarvi e anche a sopportarvi. Quindi ragazzi, io chiudo qui semplicemente per augurarvi anche un buon fine anno scolastico. Ormai siamo alle battute finali. Chi doveva recuperare il voto mi auguro che l'abbia recuperato, se no fatevi interrogare, avete ancora pochi giorni per riuscire a recuperare e in maniera da poter fare il periodo estivo, le classiche vacanze che è giusto che sia voi studenti ma anche i genitori, così come gli insegnanti, si meritano. Grazie ancora a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie Sindaco, un saluto da parte anche delle assessore.
Buongiorno a tutti, io porto i saluti da parte delle amministrazioni comunali di Pieve di Soligo e del sindaco Stefano Soldani. Sono l'assessore alla cultura, Eleonora Secca, mi unisco ai ringraziamenti già fatti appunto prima di me. Diciamo, aggiungo anche un grande ringraziamento, un grande applauso anche a tutte le bibliotecarie dei comuni. Direi di fargli un grande applauso per il lavoro svolto di cooperazione e congiunzione tra quello che è la scuola, gli insegnanti e appunto le istituzioni che credono appunto da molti anni a questo progetto e con orgoglio portano avanti. Ringrazio inoltre anche lo sponsor tecnico che ha ospitato alcuni ospiti, alcuni premiati ecco, degli scorsi giorni, quindi Crodi, azienda agricola Osteria Contadin e la titolare Laura. Inoltre ricordo che quest'anno celebriamo, cioè ieri in realtà, è un anno esatto dalla nascita del sito web ilsoligatto.it e quindi invito anche le insegnanti a accedere a questo strumento dove trovare foto e tutto il percorso diciamo fatto dai ragazzi nei 18 anni, quindi foto delle premiazioni e foto anche degli elaborati e delle opere d'artista che possiamo ammirare oggi in presenza così belle e mi complimento con voi per veramente per la riuscita delle opere. E ringrazio per la realizzazione Maga Camaia e Barchetta Blu che vi hanno guidato in quest'anno scolastico nella scoperta di questi bellissimi libri e poi vi hanno portato e guidato nella realizzazione di queste opere d'artista. Ecco. E infine volevo segnalarvi una informazione tecnica: questi volantini e tutti i segnalibri con la fustella del gatto verranno consegnati poi con la restituzione degli elaborati domani e quindi poi le insegnanti potranno distribuirli a voi ragazzi. Ecco, vi auguro un buon proseguimento di mattinata. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, grazie per essere qui. Ringrazio sicuramente il Comune di Pieve di Soligo che ci ospita e tutti quelli che hanno preso parte a questa splendida iniziativa. Soprattutto ringrazio entrambi i comuni, Pieve e Farra, per aver dato vita a questa iniziativa veramente interessante. La cultura è fondamentale per una comunità, per crescere forte e è importantissima soprattutto nei primi anni di vita, quindi voi ragazzi siete la base per appunto una comunità che cresca consapevole del mondo in cui vive. La lettura è fondamentale, soprattutto in un periodo come il nostro, nel quale ci sono veramente tante distrazioni, quindi continuate così. Grazie di nuovo veramente a tutti gli organizzatori e a chi appunto ha avuto soprattutto questa brillante idea. Una buona continuazione e divertitevi. Grazie mille, accompagno il sindaco, li ringrazio, le assessore e vi dico anche e soprattutto alle insegnanti e alle bibliotecarie di seguire la pagina Facebook e la pagina Instagram perché abbiamo pubblicato tutti i libri che avevamo selezionato con dei suggerimenti di lettura, abbiamo pubblicato anche tante foto con le opere, potete prendere degli spunti e lascio subito la parola a Sabina e Carlo che vi daranno tutta una serie di informazioni e di letture su questi 4 libri. Bene, bene, buonasera, buongiorno a tutti, come state? E allora erano 4 i libri in concorso e noi vorremmo così rileggerli insieme a voi in tante maniere diverse, d'accordo? E visto che il tempo scorre veloce, che dici Sabina, cominciamo immediatamente? Dico di sì, iniziamo subito. E qual è il primo libro da cui cominciamo? Il libro azzurro, sì. Allora, di Germano Zullo e Albertin, il libro azzurro edito da Bompiani. È il libro azzurro, papà? Sì, Serafin, è il libro azzurro. Che bello! È il mio preferito! Cominciamo proprio dall'inizio! D'accordo, Serafin.
Proprio dall'inizio. Beh, allora cominciamo da qui, dalla porta di camera mia. E un po' più lontano, alla fine del corridoio, c'è la porta di casa. Vuoi aprirla? Sì, papà, ma fuori è buio pesto. Hai paura, Serafina? No, certo che no. Con il libro azzurro non c'è da aver paura. Andiamo verso la città o verso i campi? Prenderei la strada che passa per i campi, questa volta. Allora bisogna prendere la scorciatoia e di là. E andremo anche più veloci del vento. Vieni, papà! Ti seguo. Sì, ti seguo. Io sono tentato dalla giungla tropicale. E adesso? Cosa facciamo, Serafina? Oh, non ti preoccupare, queste staccionate le oltrepassiamo. Non saprei dirti quale pianta preferisco. Sì, lo vedo, Serafina. È tutto pieno di lucciole. Mi pare proprio... Sì, è la foresta. Con il libro azzurro non ci sono rischi, Serafina. Lo senti? Lo senti, Serafina? È l'albero più bello che abbia mai visto. Sì, Serafina, ottima idea. Possiamo fermarci a dormire qui. Sei tu, mamma? Con papà stavamo leggendo il libro azzurro. Eravamo arrivati qui. Che posto strano. Hai voglia di correre? Quello è un vulcano, vero, mamma? Ho l'impressione di essere già passata di qua. Una stazione, mamma! Prendiamo il treno! Possiamo scegliere fra il treno del futuro e il treno del passato. Ehi, non avevo mai visto così tanti fiori in tutta la mia vita, mamma! Vedi, mamma, con il libro azzurro non si resta mai delusi. Possiamo rileggerlo presto. Il libro azzurro di Germano Zullo e Albertino Boppiani. Voi che conoscete bene questo libro, avete visto, l'abbiamo sintetizzato, raccogliendo però un po' le parole sparse che questo libro ci aveva regalato. Ma ora dobbiamo andare avanti. Ci sono altri 3 libri che dobbiamo leggere, giusto? E tutti e 3 molto belli. E da dove partiamo adesso, Sabina? Cosa facciamo? E io direi di andare verso un libro completamente diverso. Il libro azzurro era veramente un libro scritto tantissimo, aveva tantissime parole. Sì? E allora io direi adesso invece di approdare A su cosa? un libro che di parole non ne aveva neanche una. Ma scusate, c'era un libro senza parole? Ma vi sbagliate! Sì. Ma quale? Ma piantatela, dai! Ma c'era un libro senza parole? Ma quale? No, non la pianto! La smettete voi, per favore? Dico, qual è questo libro senza parole?
Oh! È Piantala, Carlo! Ah, adesso ho capito. C'era veramente un libro senza parole. Piantala. E quindi io direi che possiamo leggere questo libro senza parole, giusto? Ma come lo leggiamo? come si può leggere un libro senza parole? Ho un'idea, Sabina. Come si può leggere? Bravissimo, i libri senza parole si possono leggere in 1000 modi diversi, giusto bambini, ragazzi, no? Sabina, ho un'idea, la dico solo a te, tanto nessuno mi sente. Allora, potremmo fare così. Prima lo leggiamo insieme a loro e magari ci facciamo aiutare da loro, e poi io e te lo leggiamo invece nell'altra maniera che abbiamo studiato. Va bene, ci Ok, sto. l'importante è che non glielo dici. Ok, allora ho un'idea che a voi non sarebbe mai venuta in mente, sono sicuro, giusto? Allora, questa idea è... digliela tu. Prima lo leggiamo insieme ai bambini in un modo divertente e dopo lo leggiamo tu e io senza i bambini. Mi piace questa idea, brava Sabina. Va Allora, bene. da dove incominciamo? Perché io allora lo ripercorriamo velocemente, poi ci fermiamo nei punti giusti. Va bene, però io direi che il nostro titolo, no? Piantala, è un'indicazione importante per leggere il libro. Siete d'accordo? E quindi dovremmo tenere presente di questa cosa, giusto Certo, Carlo? certo. Allora, iniziamo subito, sfogliamolo. Vai. Ecco, allora dove siamo? Del bosco, qui potremmo iniziare in 1000 modi, potremmo iniziare con un... Cos'è la prima cosa che vi colpisce? Le foglie, gli uccelli, Ah, sì. le farfalle, no? Quindi potremmo iniziare a raccontare questa storia semplicemente con un elenco di parole, potremmo iniziare con un c'era una volta, potremmo iniziare in tanti modi, no? Potremmo iniziare con le rime. E poi una sega. Ah, sai cosa mi è venuto in mente? Vediamo cosa E questo ti è signore venuto. cos'ha in mano? Allora, potremmo anche provarlo a leggere facendo... Vediamo in uno quella testa, perché lui è sempre uno pieno di No, idee. facciamo uno spettacolo, tanto vinco io, Sì. sono sicuro, d'accordo? Io contro tutti voi. Io vinco, voi perdete, Ma d'accordo? loro sono in tantissimi, vincono loro. Sì, ma guardali. Ah, Vinco io, vero? ma Sì. che? Piantala! Allora, io ho un'idea. Vediamo. Io faccio l'uomo con la sega che taglia gli alberi, ama il cemento, d'accordo? Sì, e E noi? voglio distruggere la natura. E voi fate la natura presente in questo libro. Ci state? Ci stiamo. E se tanto lo sai perché qualcuno non ci vuole stare? Perché sa che perde, perché io vinco, Ma perché che- ho una sega proprio elettrica. di Ma quelle- che dai, e noi quindi facciamo la natura e tu fai l'uomo con la sega. Sì, e però poi? vorrei aggiungere una cosa, Sì. che in base a come loro, se loro riescono, senti questa idea, Sì. è geniale. Allora, non è geniale, ma non importa. Allora, facciamo così, se loro riescono a interpretare il piantala che mi devono dire seguendo le immagini del libro, Sì. io mi fermo, altrimenti vi taglio. Cioè, tagli me praticamente. Sì, ma tanto tu... Scusate, Tanto tu- quindi mi dovete difendere, dovete agire bene. Non ce la Io- farete! Io sono nelle vostre mani. Oh, mi facciamo un paio di raccomando. prove, facciamo un paio di prove. Ok, allora, mi sembra di aver capito che l'idea è questa. Voi mi dovete salvare dicendo la parola piantala nel modo giusto. Ora, il modo giusto è dato proprio guardando le immagini. Se in questo momento, per esempio, l'uomo con la sega può essere fermato soltanto se voi dite il piantala in un modo giusto. Quale potrebbe essere il modo giusto? Ma in questa immagine chi è che potrebbe dire piantala? E gli Ok. uccelli come parlano? Qual è la voce degli uccelli? Come possiamo... Ok. Va bene? E se non Ok. scusate, e se gli uccelli invece di dire chip
dicono piantala, però come se dicessero chip. Piantala, chip piantala, chip piantala, chip piantala, chip piantala. Facciamo una prova? 1, 2, 3. Chip piantala, chip piantala. Ok. Va bene, questa ve la siete preparata. Adesso io vado dietro, vi do 5 secondi, poi esco e vediamo come fate questa scena. Se non riuscite a convincermi, vi taglio. Va bene, allora 5 proviamo. secondi, non di più. E qui cosa stanno facendo gli uccelli? Ci piantala e fanno anche qualche altra cosa qua. Quindi proviamoci. Ci piantala e ok, ce l'abbiamo. Carlo! Siete pronti? Allora, attenzione. Io al momento sto guardando la Anche quello natura. mi sega, Qua, se voi Io sono vedete una l'albero. sega, ma magari non la tiro fuori, magari tiro fuori un fiorellino. Guarda una margheritina. Oh, guarda la rosellina. Oh. Ma che schifo. Oh, ma smettetela, che schifo. Oh, basta. Oh. Va bene. Facciamone un'altra, proviamone Va un'altra. bene. Facciamo Adesso questa? ci sono le api, quindi le api come potrebbero dire piantala? Ok, quindi è così. Piantala, piantala, ma veloce, Ci siamo? Ce l'abbiamo, Carlo! Arrivo? Sono sempre l'albero. Salvatemi che quello mi sega davvero. No, ma dai, adesso dai, voglio dire la verità. Io non mi permetterei mai di tagliare un albero. Ah! Ora questa è l'ultima, ma se la facciamo bene lo mandiamo. Qua dobbiamo fare il ringhio, ma dobbiamo anche... Scusate, ma se fate così, io sento, scusate. No, vai. Fatelo in silenzio, per favore. Ululate in silenzio. Qua dobbiamo usare il registro del ringhio, quindi, e dobbiamo dire piantala, quindi piantala e poi ringhiamo, proviamo. Ce l'abbiamo, silenzio. Carlo, vieni fuori. Vieni. Scusate, ma davvero non volete vedere un po' di sangue sparso? No! Pronti? Aspetta. Oh, gli uccellini, oh, le api, oh, gli scoiattoli, oh, un albero. Ah! No, scusa. No. Basta così, mi hanno già difeso abbastanza, un grande applauso. Va bene, siete dei difensori della natura, allora sì. Grazie amici per questo vostro intervento. Però adesso io e Sabina vorremmo provare a leggere questa storia anche in una delle tante maniere in cui si possono leggere. Perciò se io mi metto là dietro, facciamo partire un video, voi vi mettete in ascolto. Sì, magari recuperiamo un momento un po' più poetico. Sì. Quindi una dimensione più di ascolto. Ci state? Grazie. Ci siamo?
Alessia Roselli ha ideato questo libro per Cartusia. E allora buona fantasia, lettura, invenzione, giocateci, inventate, ideate, utilizzatelo questo libro, divertitevi a trovare 1000 modi per leggere questo libro, va bene? Oh, ma adesso io direi, sei pronta? Certo che sono pronta. Perché adesso è arrivato il momento di un libro che ha dato spunto a uno dei laboratori che avete fatto. D'accordo? Ne mancano 2. Quale dei 2 chissà? Tutte e 2 hanno dato spunto a dei laboratori. Ma il prossimo è un libro davvero poetico, anch'esso in piena difesa della natura, vale a dire... E adesso io mi siedo accanto a voi su quella sedia o qui in palco e ascoltiamo questo libro meraviglioso, Il canto dello storno di Camelo Zampa, scritto da Octavie Walters. Dimmi tu, Sabina, vado? Vado. Lo storno sorvolava la terra, la fertile campagna coltivata, e trovava che tutto fosse meraviglioso. Le distese dei prati, i campi pieni di grano. Trovava così belle le nuvole e le brezze dei mari lontani. Amava i fiori nel vento, le montagne innevate, il manto di un cervo e quanto potesse essere limpido il cielo. Intonerò un canto, pensò lo storno, un canto su come tutto sia meraviglioso se lo guardi come faccio io, e lo intonerò per chiunque voglia ascoltarlo. Lo raccontò al picchio sulla quercia. Non dimenticarti di cantare degli alberi, di come stanno tra la terra e il cielo e lo sorreggono. Se guardi bene, lo vedrai, disse il picchio. Poi lo raccontò alla civetta nell'oscurità. Non dimenticarti di cantare della notte, disse la civetta. L'oscurità non è nera, è tutti i colori mescolati insieme. Se guardi bene, lo vedrai. Lo raccontò al Martin pescatore sul fiume. Non dimenticarti di cantare dell'acqua. L'acqua è tutto ciò che non puoi vedere, ma che invece c'è. Lo raccontò al pettirosso. Non dimenticarti di cantare di quanto bello possa essere un fiore che appassisce. Quando i petali diventano carta e senti le loro voci frusciare nel vento. Dicono tutto passa, ma non importa, perché poi arriva sempre qualcosa di nuovo. Lo raccontò alle rondini che volavano sulla cava. Non dimenticarti di cantare delle pietre. Le pietre sanno tutto, con le loro 1000 zigrinature, forme, linee. Poi lo raccontò a mamma Anatra e ai suoi pulcini. Non dimenticarti di cantare della vita. Talvolta sembra molto faticosa, ma è la cosa più semplice che ci sia.
tutto quello che si deve fare è esistere ed è più che sufficiente. Lo raccontò anche al pavone. Non dimenticarti di cantare di te stesso. Solo tu sai chi sei. Lo raccontò a tutti gli stormi che conosceva. Non dimenticarti di cantare di noi. Soltanto insieme siamo completi. E cantò delle distese dei prati, dei campi pieni di grano, delle nuvole, delle brezze dei mari lontani, dei fiori nel vento, delle montagne innevate, del manto di un cervo, di quanto potesse essere limpido il cielo. Non si scordò degli alberi, del cielo, della terra, della notte, dell'acqua, di tutto ciò che non si vede ma che invece c'è, del fiore che appassisce, di com'è semplice la vita, di se stesso. Cantò sorvolando la terra. Se ascolti bene, lo sentirai. Se guardi bene, lo vedrai. Lo vedi anche tu? Il canto dello stormo. Bene, bene, bene. E adesso incominciano le sorprese. Wow! Vediamo un po', perché siamo fortunati, vero Marina? Eh sì, perché oggi, a grande richiesta, ci è venuto a trovare, vi è venuto perché è venuto per voi bambine e bambini, proprio uno scrittore, meglio un poeta, di uno dei libri che avete incontrato durante quest'anno. E vi ricordate per caso se c'era un altro libro che avete incontrato che ha dato spunto anche per un atelier e le opere che abbiamo visto in ingresso nel foyer del teatro? Vi ricordate qual era il libro? Perché qui c'è proprio il poeta che ha scritto le poesie di quel libro. Che libro era? Ve lo ricordate? Allora non serve che lo dico io, ma facciamo un applauso allo scrittore e al poeta Nicola Cinquetti, che lo invito proprio qua sul palco e siamo davvero felici. E durante l'anno abbiamo raccolto delle domande che voi bambine e bambini volevate fare e che adesso Carlo e Sabina faranno al nostro amico poeta Nicola. Se vuole dare un saluto. Grazie mille, sono molto contento di essere qui, di questo invito che mi è stato fatto e dell'attenzione che il premio ha voluto dare anche alla poesia. Peraltro siamo in una città che ha fatto nascere uno dei più grandi poeti del nostro tempo, che è Andrea Zanzotto, per cui il fatto di portare le mie piccole poesie in questo posto è per me motivo di grande soddisfazione. Grazie. Grazie. Veramente. Allora, volevamo farti delle domande, come ha detto Marina, e una delle prime che ci viene in mente è questa. Quando tu scrivi le tue poesie, dopo per caso le leggi anche ad alta voce, non so, le ascolti o le scrivi e basta? C'era un grande poeta, uno dei più grandi poeti che la nostra letteratura abbia mai avuto, Giacomo Leopardi, che le sue poesie le intitolava canti, proprio per dire che le poesie non sono soltanto parole che dicono qualcosa, ma appunto sono parole che suonano, parole che cantano. Per questa ragione chi scrive poesie vuole proprio sentire e risentire come le poesie risuonano nell'orecchio. E per cui la risposta è sì, sì, io me le ripeto e voglio proprio sentire se cantano, nel mio caso potrei dire se cinguettano, visto che
questo cognome ha già in sé questo suono. E a volte chiedo anche alla voce digitale, c'è una funzione nel computer per cui li ascolto dalla voce meccanica del computer. È vero che non è espressiva, però se le parole sono messe bene, ciascuna al posto giusto, riescono a dare sentimento anche a chi il sentimento vorrebbe averlo ma non ce l'ha, cioè un computer. E non c'è una persona della quale ti fidi a cui poi fai ascoltare solo la voce del computer? C'è poi un amico, un parente? Sì, i primi miei lettori o chi per primo ascolta le mie poesie sono i miei familiari, mia moglie e i miei 2 figli. I miei 2 figli hanno l'uno 28, l'altra 24 anni, però c'è stato un momento della loro vita in cui avevano l'età dei ragazzi, delle ragazze di oggi. E adesso, a dire il vero, non ne possono più di ascoltare quello che io scrivo. In ogni caso, il loro parere per me è prezioso, per me è prezioso. Dunque, tra i bambini ci deve essere qualcuno che deve avere una grande passione, non so se artistica, sportiva, di qualsiasi altro genere, però la domanda a cui vorrebbero tu potessi rispondere, Nicola, è questa: se già quando andavi a scuola avevi questa grande passione per la poesia e questa capacità di scrivere, e se ti piaceva. La capacità di scrivere no, nel senso che non ero diverso dagli altri miei compagni, per cui sì, facevo i miei compiti scolastici, li eseguivo, perché questo è il verbo scolastico, li eseguivo bene, più o meno bene, più che la scuola, però a me piaceva quello che succedeva dopo la scuola, cioè il pomeriggio andare a giocare con i miei amici. Noi avevamo la fortuna di avere proprio un campetto davanti alla casa, quindi se c'era bel tempo tutto il giorno lo passavamo lì a giocare a calcio, ma poi a tutti i giochi che si potevano fare all'aperto, o se pioveva come oggi anche dentro. Però mi piaceva la poesia, perché anche se la mia maestra era proprio un insegnante che teneva moltissimo la grammatica, poi ci faceva leggere le poesie, già allora le poesie di Gianni Rodari, per esempio ce n'è una che si intitola I mari della luna. I mari sono questi grandi crateri naturalmente secchi. E dice così: nei mari della luna tuffi non se ne fanno, non c'è una goccia d'acqua, pesci non ce ne stanno. Che magnifico mare per chi non sa nuotare. Questo è Gianni Rodari. C'è un consiglio pratico che ci puoi suggerire per diventare dei poeti? Allora, intanto mi verrebbe da dire che non è che si diventi poeti, si scopre di essere dei poeti. È anche vero però che la poesia è democratica, nel senso che le parole sono a disposizione di tutti e tutti possono giocare con le parole e provare ad esprimere quello che sentono, quello che vedono attraverso le parole, attraverso i suoni, i ritmi, le rime, perché la poesia è tutto questo. Un consiglio pratico, mi verrebbe da ripetere un po' quello che dicevo prima.
io dicevo che da bambino a me piaceva molto giocare e credo che questo non sia così lontano dal fatto di poi avere scoperto questa passione, questo talento per la poesia, perché intanto nella mia poesia porto dentro il gioco, ma anche perché il gioco è la vita per i bambini e dentro la poesia si racconta la vita. Quindi prima di arrivare a scrivere poesie io devo avere vissuto, sperimentato la vita, conoscere quello che si prova, quello che si sente, meravigliarsi del mondo e poi se si hanno le parole giuste le si possono portare dentro la poesia. Quindi il mio consiglio pratico è giocare. È un bel consiglio questo, consiglio, Grazie. giocare. Allora, un'altra domanda importante, perché questo libro nasce anche con una collaborazione importante con un illustratore che si chiama Sanna, Alessandro Sanna. Allora noi ci chiedevamo se è stata una collaborazione di quale tipo, cioè vi ha unito qualcosa da subito, immediatamente, vi siete confrontati prima, cosa è successo? Siete piaciuti Vi subito? Il libro è nato così. Io prima ho scritto queste poesie nell'arco di alcuni anni, direi 3-4 anni, poi quando ho deciso che la raccolta era finita, ho mandato le poesie all'editore, l'editore le ha girate all'illustratore Alessandro Sanna. Alessandro ha fatto il suo lavoro senza che io gli dicessi nulla, mettendo nelle sue immagini quello che le poesie gli suggerivano. Poi io ho potuto vedere queste immagini a lavoro finito comunque e a me sono piaciute moltissimo perché mi sono accorto che c'è qualcosa che ci lega e mi sono accorto che nelle sue immagini c'era un altro modo di esprimere attraverso le figure quello che io sentivo e provavo a dire attraverso le parole. Quindi mi sembra che è il primo libro tra quelli che ho scritto che viene illustrato da Alessandro Sanna e mi sembra che sia un incontro felice. A noi pare così. Pare decisamente così. Grazie. Bene, allora adesso anche noi proveremo prima le parole di Nicola Cinquetti, le immagini di Sanna, noi adesso attraverso la lettura delle poesie proveremo a dare altre tonalità a quanto è scritto, sperando di farlo al meglio possibile, d'accordo? È un onore poterlo fare di fronte a te. Certo. Allora, mentre facciamo scorrere un po' di immagini, quindi, e di parole, io e Sabina vi leggeremo volentieri alcune di queste poesie. E perché non incominciare con questa? Quando la sera la luna ci parla, io lascio stare i compiti di scuola e salgo sul balcone ad ascoltarla, così che lei si senta meno sola. Allora lei mi dà un saluto e poi mi chiede: come state voi lassù? Ma io le dico: guarda che per noi sei tu che stai là in alto e noi qua giù. Ieri mi sono tappato le orecchie, non con 2 tappi, ma con 2 parole. Una era estate e l'ho messa alla destra, l'altra era sera e l'ho messa a sinistra. Fuori il fracasso spaccava le pietre, tutto un rimbombo di rombi e di tuoni, ma io sentivo un silenzio di grilli, di stelle tiepide e di pipistrelli.
quando alla fine ho stappato le orecchie, non c'era più né frastuono né chiasso, c'era la quiete di un giorno di festa, non si sentiva ronzare una vespa. L'aria sapeva di freddo e di ghiaccio e la mia giacca era senza cappuccio. Già mi sentivo le orecchie gelate, ma fra le dita tenevo l'estate. Spiaggia, sabbia, sassi, sole, scogli, spruzzi, schiuma, sale, seppie, sogliole, sardine, sdraio, sogni senza spine, stelle come se piovesse, l'estate è la stagione delle esse. Mentre navigo tranquillo sul canotto coccodrillo, d'improvviso salto e strillo perché l'uomo col cestello che ripete il ritornello cacca fresco, cacca bello, prima inciampa sul secchiello, poi calpesta il mio castello, che disastro, che macello, cacca fresco, cacca bello. Pianta la peste, disse la pianta del piede che non la piantava di pestare i pistilli. Io lo conosco, eh. Dunque, c'era una volta un maestro d'orchestra che prese un mestolo della minestra e lo confuse con una bacchetta per via del buio o per via della fretta. Poco più tardi iniziò il suo concerto e con il gesto di chi è molto esperto, dopo un inchino puntò come Zorro quello strumento odoroso di porro. Tutti rimasero senza parole. Lui mescolò 1000 note di viole, flauti, violini, tamburi e trombone. Più che una musica fu un minestrone. A casa non ci resto per un trono molesto che distrugge dal mattino le pareti del vicino. E fuori, ma le strade come molto state aggiustate da squadriglie di operai e continuano i miei guai perché adesso nella lista degli impegni c'è il dentista che mi stende sul lettino e mi trappa mentre penso al lungomare dove andare a pedalare sulla bici o sul raggio, non a Trapani però. Sabrina, visto che battono le mani, perché non facciamo due cose velocissime? Vediamo, di quelle dai. che c'è proprio che così li facciamo un attimo anche Scaldare le mani? Sì, scaldare le mani, che c'è Allora, freddo oggi. battiamo il ritmo con... A me sembra molto strano e lo voglio dire piano, ma per essere sincero, e lo dico per davvero, sei capace di cantare anche se non sai volare e rimani fisso al suolo, disse all'uomo Lusignolo. Bravo. Lo proviamo a fare con i piedi? Vai, con i piedi, vai. Dai. Aspetta, la prossima, aspetta. Dai, potrebbe, la fai tu, basta no, vai tu, Vado. tranquilla. Coi piedi? Vai. Basta pianti, basta strilli e mettetevi tranquilli, era solo un uccellino sceso giù per il camino, cercare qualche avanzo in cucina dopo il pranzo, ma l'avete spaventato con quell'urlo disperato, è scappato in corridoio, era solo un avvoltoio, bravissimi! Aspetta, allora? Lo senti? Lo sentite? Aspetta, provate ad ascoltare. Lo sentite? Aspetta. Il silenzio
del pulcino dentro l'uovo. Il silenzio quando torni e mi commuovo. Il silenzio quando scarto il tuo regalo. Il silenzio a denti stretti dello squalo. E il silenzio di Pinocchio tra i gendarmi. Il silenzio quando cerco di scusarmi. E il silenzio del bambino interrogato. Il silenzio di chi assaggia il cioccolato. E il silenzio quando sbuca un capriolo. Il silenzio delle scarpe sul poggiolo. E il silenzio della scuola a Ferragosto. Il silenzio di chi ride di nascosto. E il silenzio di chi gioca a nascondino. Il silenzio dopo il fischio del pannino. Il silenzio che non sai che cosa sia. Dell'istante in cui finisce una poesia. Bene, grazie a Nicola per queste meravigliose poesie che noi ci divertiamo a leggere naturalmente. E allora è arrivato il momento di svelare chi ha vinto. Eh sì, è proprio il momento più importante. E qui Allora, vediamo, prima di tutto sveliamo il premio Soligatto 2025 per miglior copertina fascia 9 e più anni. siete pronti? Quando la sera la luna ci parla. E allora sono molto contenta di consegnare qui l'attestato. Allora, questo per la copertina, Questo solo per la copertina per il premio d'impatto. E oltre a Nicola Cinquetti, come abbiamo detto prima, Alessandro Sanna ha proprio illustrato questa copertina. Avrebbe tanto voluto essere qui, vi saluta e soprattutto spostiamoci un pochettino perché vi manda un saluto speciale e ha disegnato proprio per voi bambine e bambini di Pieve di Soligo e di tutti i paesi intorno delle scuole che hanno partecipato a questo premio. Guardate un po', ascoltate. Aspetta, ho fatto casino. Ho staccato con Qui il piede qualcosa. Carlo, I come il tecnici mi uccideranno. solito, esatto, Aspetta, ma io lo intanto ricominciamo, confondo le ricominciamo, idee e non Aspetta, facciamo sì. sentire perché Pronti? Alessandro ci tiene tantissimo. Ciao a tutte e a tutti voi del premio Soligatto, sono felice e onorato di questo premio, anche se non lo potrò ricevere di persona perché non posso essere lì con voi oggi, ma per farmi perdonare ho preparato un disegno tratto dalla poesia che forse mi piace di più di Nicola, che fa così. I colpi del tennis, che meraviglia, ogni volta si stappa una bottiglia. Grazie a tutti e un abbraccio e spero di vedervi presto. Ciao ciao. Grazie Alessandro, vi saluta, porterò i vostri applausi e adesso dobbiamo svelare proprio il vincitore e allora chiamo ancora qui sul palco qualcuno. Di più! Allora, grande entusiasmo, sindaco, l'aspettiamo, assessori, se volete salire per la premiazione ufficiale, perché qui ci vuole proprio una persona importante come il sindaco a consegnare questa statuetta e io la consegno al sindaco, ecco qui, e attendete un attimo che leggo anche la motivazione, perché sindaco deve sapere che durante l'anno, quando abbiamo incontrato i vostri bambini e le vostre bambine, che poi hanno votato loro, abbiamo raccolto questa motivazione. Ascoltate un po', sono le vostre parole e dice così: fare poesia è più bello di quanto non ci si aspetti. Il libro fa scoprire come ritmi, suoni, rime e versi possano essere al tempo stesso
giocosi e leggeri, ma anche evocativi e profondi. Fin dalla copertina, infatti, le illustrazioni ci invitano a giocare in libertà, con forme e colori, come fa il poeta con le sue parole. E allora tanti complimenti, prego Sindaco, può consegnare il premio. Facciamo un applauso a questo libro che ha riscosso davvero tanto entusiasmo. E lascio di nuovo il microfono all'autore vincitore. Grazie mille. Siamo veramente felici, tutti e tre. Questo è un libro fortunato, ha già preso altri premi quest'anno, però di tutti i premi che ho ricevuto, il Soligato è il premio con il nome più bello e con il premio più bello. Quindi io vorrei ringraziare tutti quelli che hanno letto e amato le mie poesie, anche se non le hanno amate, io li ringrazio lo stesso. Saluto i miei amici di Refrontolo, vorrei dire grazie di cuore a chi crede nella letteratura per ragazzi, nel valore della lettura e della poesia, e crea eventi come questi che possano mettere i bambini, i ragazzi a contatto con i libri. E se permettete vorrei insegnarvi una poesia. Mi hanno dato permesso? Non ho capito. Sì. Allora, la poesia dice così: c'è questo strano gatto di nome Soligatto. Fino a qui l'abbiamo imparata. Proviamo. C'è Vai. questo strano gatto di nome Soligatto. Di tutti i gatti il solo che non si sente solo. Di tutti i gatti il solo solo che non si sente solo. Nemmeno se rimane solo come un cane. Nemmeno se rimane solo come un cane. Bene, allora adesso la recitiamo. Tutta. Vai. Proviamo, è Vai, dura, proviamo dall'inizio. C'è questo Sto strano gatto di nome Soligatto. Di tutti i gatti il solo che non si sente solo. Nemmeno se rimane solo come un cane. Grazie. Grazie. Bene, allora complimenti a Nicola Cinquetti, a questo libro Lapis Edizioni, ricordiamo anche l'editore, grazie al sindaco Mattia Perencin, a tutti quanti, ecco qui salgono anche, fanno un ringraziamento anche le assessore, grazie mille, vi diamo appuntamento allora il prossimo anno, vi aspettiamo, continuate a fare poesie, Carlo e Sabina volete dare un saluto anche voi? Francesca Laura, Francesca venite Laura, su, che, per un piacere. applauso a Francesca Laura che è insieme a noi. Dietro le quinte, ringraziamo cioè, la davanti al bibliotecaria laboratorio. Nadia Daltoe che ha seguito in tutte le La fasi biblioteca questo con progetto. Nadia. L'assessora Eleonora Stecco vuole darvi un ultimo saluto. Mi unisco anch'io ai ringraziamenti, direi di fare un grande applauso a Sabina e Carlo che vi hanno intrattenuto oggi e in questi giorni, appunto, quindi un grande applauso. Grazie. Applausi, applausi! Grazie. Non vergogniamoci! All'anno prossimo. E a tutti coloro che vi hanno guidato in questi laboratori, quindi Barchetta Blu, Maga Camaia e tutti loro. Ecco. Grazie, grazie davvero. Grazie bambini.
Grazie maestre, grazie a tutti. Ci vediamo nel Grazie a tutti, 2026. all'anno prossimo, il 2026. Ciao Grazie, ciao. grazie. Ciao a tutti.